Benvenuti al mio nuovo video. Oggi siamo a Recoaro 1000 e facciamo un giro d'anello su per Cima Marana e Monte Falcone. Sono in compagnia di Matteo. Ciao! La nostra vetta sarà Monte Falcone in cima là. Ciao, dopo. Neve ce n'è poca qua, però per sicurezza abbiamo portato via anche le ciaspole, ramponcini e anche ciaspole. Torniamo indietro perché abbiamo sbagliato il bivio là al sentiero. Qui teniamo la destra adesso tornando indietro. Prima abbiamo sbagliato. Dobbiamo seguire Anello, Trek dei Travagli, Manara, Cima Marana. Qui teniamo la destra, Cima Marana. Trekking dei Travagli, sentiero 6. Qui noi teniamo a destra per Cima Marana, invece di qua scendiamo a Marana. La Val di Chiampo in fondo là. Sono proprio belli e ripidi, ma vedo la croce, manca pochissimo. Dopo 2 ore, 5 km e mezzo e 500 metri di dislivello siamo arrivati in cima, a Cima Marana. Guardate che spettacolo! Dov'è? Dopo breve pausa da Cima Marana riprendiamo, andiamo a rifugio Monte Falcone e poi scendiamo di nuovo alla macchina a Recoaro 1000. Rifugio Gingerino. Adesso abbiamo un falso piano fino sotto e poi l'ultima salita e l'ultimo strappetto.
Guardate che spettacolo, ripeto, sono ripetitivo. Dove siamo partiti? A questo punto noi saliremo a Gingerino a bere, a mangiare qualcosa e poi torneremo indietro e scenderemo per le piste fino a Recoaro 1000. Selle del campetto, Cima Marana, 30 minuti. Siamo appena arrivati da là. Noi scenderemo di qua. Trail del Falcone in mountain bike da fare gli ultimi metri per Rifugio Gingerino. Dopo 3 ore siamo arrivati su a Rifugio Gingerino. Adesso piccola pausa e poi scendiamo. Guarda dove vi porto! Il primo pezzo si fa su pista, la vecchia pista di Recoaro. Poi faremo la strada di servizio che porta su. Andiamo da sinistra e facciamo la strada meno ripida, più semplice. La traccia di questo percorso potete scaricarla nel mio profilo Komoot e Strava, come ogni percorso da me fatto. Manca poco la macchina. Lo stambecco di Via Garibaldi. Dopo 11 km, quasi 11 km, 650 metri di livello, siamo ritornati alla macchina. Da Cima Marana fino al Rifugio Gingerino è il pezzo più esposto da stare attenti, soprattutto con la neve. Un saluto da Michele, Matteo, ciao! Ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale che devo raggiungere i 1000 iscritti, ciao!